Per me personalmente è ancora una continuazione di quella vibrazione. Per Marcello Nitti sono ancora molto vivi i suoni del rock, del punk e della new wave che negli anni '80 hanno definito la città di Taranto come meta di live leggendari, dai New Order fino ai Simple Minds. Artisti e band che hanno lasciato tracce indelebili nella memoria urbana, radicate nel tessuto culturale del territorio, che oggi purtroppo tendono a passare in secondo piano a causa delle profonde ferite politiche e ambientali che la città dei due mari a fatica cerca di curare. Quello che forse sento di più è la mancanza di quella nostalgia, perché vedo che le nuove generazioni, ma non tanto quella di adesso, anche la scorsa generazione, non ha risposto come avremmo in qualche modo augurato a tanti giovani. Testimonianze e ricordi passati raccontati durante l'incontro al Mondadori Bookstore che si intrecciano con le esperienze sonore del presente. Una su tutte il Medimex, la manifestazione musicale promossa da Puglia Culture che secondo il direttore artistico Cesare Veronico, oltre ad aver trasformato la città in un palcoscenico internazionale, ha cercato negli anni di riportare la semplicità e l'unicità della musica e degli artisti. C'erano meno ostacoli, meno barriere. Adesso per dirvene una, io per primo nel backstage del Medimex ho bisogno del consenso del tour manager per entrare nell'area degli artisti che ospitiamo, mentre io ricordo per esempio quando suonarono i Simple Minds che passai il pomeriggio con Jim Kerr, le cantanti di Simple Minds e con gli altri insomma Bauhaus, avevi un accesso immediato. Storie e aneddoti che hanno ricostruito il fermento creativo di quegli anni, restituendo l'immagine di una città capace di accogliere le sfide culturali e di investire su un'eredità ancora viva, come ha spiegato Franzi Baroni. Non dipende più soltanto da noi, ma dipende anche da dei fattori burocratici, amministrativi e il nostro messaggio è anche quello di sensibilizzare non solo i giovani, ma anche chi è nella stanza dei bottoni e che comanda, cercare di far arrivare dei messaggi e fargli capire quanto è importante non disperdere determinate storie, determinate situazioni che hanno fatto grande Taranto negli anni '80 e speriamo che ancora vada avanti così.